Anche per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica di Rapallo, dopo quello di Chiavari, la provincia ha trovato un partner privato a cui affidare in cogestione la struttura, che, come le altre del territorio, ci sono anche Portofino, Santa Margherita Ligure e Sesti Levante, rappresenta molto spesso il primo punto di contatto fra i turisti e le località visitate. Mentre a Chiavari si era aggiudicato il bando della provincia all'Associazione Locale degli Albergatori, a Rapallo lo IAT, il Lungomare Vittorio Veneto 7, sarà gestito dalla Proloco Capitaneato, dinamica associazione locale presieduta da Umberto Ricci, che persegue la valorizzazione turistica e culturale del territorio. Il punto informativo è gestito dalla provincia di Genova, la Proloco ci aiuterà nell'estensione dell'orario e nell'arricchimento dei servizi. È politica della provincia di Genova, è stata politica mia in questi anni, proprio di coinvolgere il più possibile i territori nelle loro forme più diverse. Ecco, l'associazione albergatori per esempio a Chiavari è stata coinvolta nella gestione del punto IAT di Chiavari, in questo caso la risposta è venuta dal volontariato. Grazie all'accordo, stipulato per l'anno solare 2012 con possibilità di rinnovo per altri 2 anni, i turisti troveranno l'ufficio IAT di Rapallo aperto in tutti i giorni festivi e inoltre potranno ottenere, oltre alle informazioni turistiche sul territorio e sugli eventi, prenotazioni di servizi turistici come camere negli hotel e ristoranti. La legge regionale prevede la possibilità nei punti informativi della vendita di servizi, ma l'ente pubblico ha difficoltà di gestione di questi aspetti, perciò la presenza di un soggetto privato può arricchire anche nel tempo questo aspetto, ecco, che sono servizi in più che dai al visitatore, al nostro ospite. Un terzo IAT, quello di Santa Margherita, è già da tempo gestito in collaborazione con un altro soggetto, che però in questo caso è un altro ente pubblico, ovvero il Comune. Sono stati infatti uniti 2 IAT, quello della provincia e quello del Comune. Poco probabile, ma comunque auspicabile, che venga manifestato interesse per la cogestione dello IAT di Portofino, località che per le sue caratteristiche esule da tutti i canoni turistici del resto del Tigurio, mentre a Sesti Levante c'è già stato qualche abboccamento con la locale associazione degli albergatori. L'iniziativa, ha sottolineato l'assessore Dagnino, è stata presa a modello dalla Regione Liguria per estenderla anche alle altre province.